Signori e signori, buonasera. Siete collegati con il Palazzetto dello Sport di Montebello, dove tra qualche istante avrà inizio l'incontro di hockey tra la formazione di casa del Montebello, di rosso-bianco vestiti, contro il Breganze. Un derby quinto vicentino che vede opposte due formazioni con due obiettivi completamente diversi. Ai microfoni Eddie Pellizzaro, accompagnato dall'amico Simone Carraro. Sì, buonasera amici telespettatori. Appunto Eddie, come dicevi tu, questo è un derby che alla vigilia vediamo che il Montebello deve assolutamente cercare di far punti, in quanto arriva da 5 sconfitte consecutive, quindi sicuramente questa sarà una serata di hockey molto attesa per i padroni di casa. Dall'altra parte abbiamo il Breganze che sì, sicuramente l'obiettivo rispetto a Montebello è ben diverso, la classifica lo vede in terza posizione, però arriva da un pareggio con Sandrigo e la sconfitta con Correggio che sicuramente era inaspettata. Infatti la formazione breganzese è una formazione, diciamo così, un quintetto assai veloce e prestante. Ora quest'anno in porta c'è il portoghese angolano Veludo, ex Vercelli. La retroguardia invece è diretta da un giocatore esperto e conosciuto nell'hockey vicentino e non solo. Stiamo parlando naturalmente di Samuel Amato, ex Valdagno. Le conferme sono tutte di qualità, partendo da Texido, poi Mitians, e vanno a sommarsi all'arrivo dell'attaccante bacianese Scuccato, insieme appunto anche con l'attaccante sempre vicentino del Montecchio Precalcino, Rettis. In squadra fissa ormai la presenza anche di Andrea Borgo, il giovane Andrea Borgo, classe 2003, e di Andrea Dalla Valle, e dell'altro giovane bassanese Marco Zanfi. Mentre la partita sta per iniziare, anzi è iniziata proprio in questo istante, vediamo le compagini che sono scese in pista. Per il Montebello abbiamo con il numero 1 Eddie Nicoletti, con il numero 4 Carlo Bertinato, con il numero 5 Paul Galbas, con il numero 6 Mattia Ghirardello, e intanto c'è già proprio Galbas che è stato colpito proprio subito all'istante, dopo pochi secondi, da una pallinata. Continuiamo intanto con la formazione, come dicevo, con il numero 6 Mattia Ghirardello, con il numero 8 Alberto Peripoli, con il numero 11 Simone Bolla, con il numero 14 Elia Canesso, con il numero 20 Juan Farisa, e con il numero 21 Rossi Riccardo e con il numero 23 Federico Lorenzato. L'allenatore comunque è sempre Mirko De Gerone. Per il Breganze abbiamo con il numero 32 Francisco Veludo, con il numero 2 Amato, con il 3 Andrea Dalla Valle, con il numero 6 Andrea Borgo, Nicolas Rettis con il numero 9, con il 14 Eloy Mitsans, con il numero 21 il capitano Texido, con il 58 Andrea Scuccato, con il 99 Silvio Costenero e con il 26 il secondo portiere Marco Zanfi. L'allenatore Diego Mir, che ha schierato il quintetto con Veludo, Texido, Scuccato, Michans e Samuel Amato. La partita dunque è iniziata da pochi secondi. Il Montebello ha dovuto già sostituire Paul Galbas, colpito da un tiro, non abbiamo visto esattamente da chi, e intanto c'è già un tiro in porta appunto della formazione di casa. Viene avanti ora il Breganze, che come dicevamo è una formazione che era partita un po' in sordina, ma il lavoro e la capacità di Mr. Mir è riuscito a formare un quintetto che, come dicevi Simone, attualmente occupa la quinta piazza, costituita da 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Nella partita d'andata i giocatori breganzesi si sono imposti, mi sembra, per 4-1, con le reti di Mitians, Amato e una doppietta di Texido, mentre per il Montebello la rete della bandiera è stata realizzata da Paul Galbas. Una partita, Simone, se ti ricordi, che certamente i biancorossi non meritavano di perdere con questo risultato, visto l'andamento della stessa partita. Sì, sicuramente, come gran parte delle partite di questa stagione per il Montebello, ovviamente i punti non sono arrivati, però abbiamo visto un bel gioco e partite perse di misura alla fine.
Sicuramente quella di Braganza all'andata è stato un risultato un po' bugiardo. Mi ricordo che i ragazzi di Gerone fino all'ultimo sono stati in partita, dopo, complice un paio di episodi, il risultato un po' dilagato a favore dei rossoneri. Sicuramente per Montebello, come dicevo prima, questo è l'ennesimo esame sicuramente per dare una svolta alla propria classifica. Dopo la partita di Lodi sono arrivati segnali positivi, a mio parere, rispetto alla sfida contro Follonica in casa, in cui la formazione di Gerone è stata sicuramente sottotono. E intanto entriamo in cronaca diretta con già 3 tiri, 4 forse in porta per i biancorossi, e un'altra deviazione volante di Peripolli che per poco non riusciva a superare l'estremo difensore Veludo. Braganza che viene ancora in avanti con il numero 14 Mattians. Ora sempre la squadra rossonera in possesso della sfera, che fa circolare la palla fuori però dalla zona pericolosa, diciamo così. Biancorossi ben disposti in pista con Bertinato che ha preso il posto di Galbas. Intanto la pallina resta nel mezzo dell'area, è stato pronto però a intervenire Ghirardello a fermare l'offensiva di Scuccato. È proprio Ghirardello che porta avanti i biancorossi con Farisa, Ghirardello, ancora Ghirardello indietro a Bertinato. Bertinato cerca di favorire il blocco del compagno Farisa, ancora Peripolli ancora in possesso della sfera, attaccato da Mitians. Peripolli indietro a Bertinato, ora Farisa tenta il tiro da lunga distanza, c'è l'attivazione, ha tentato il tiro Peripolli, non riuscito, tiro dalla lunga distanza di Amato che però termina alto. Una formazione questa rossonera che con Amato e Texido ha realizzato quasi i gol, che ha realizzato tutta la compagine biancorossa che finora ha realizzato 38 reti, mentre fra i due giocatori, tra Texido e Amato, ne hanno realizzato ben 35. Fanno paura. Sì, sono sicuramente dei bomber d'area. Ricordiamo Texido occupa il 4º posto in classifica marcatori con ben 20 reti, quindi sì, è un giocatore che fa parte del nostro campionato da un paio d'anni, insomma. Prima addirittura aveva già avuto un'esperienza sempre con il Braganza, dopo il rientro a casa, e dall'anno scorso è rientrato qui a Braganza, quindi un giocatore sicuramente giovane ma di grande spessore. Naturalmente questa sera si trova di fronte però a una delle migliori difese del campionato, quindi avrà da sudare anche lui le sue fatitiche 7 camicie per eventualmente superare l'estremo difensore biancorosso Nicoletti. Braganza in avanti con sempre Mitians, gira sempre lontano dalla porta Amato, Mitians, anzi era Texido, tiro alto, pallina in favore dei biancorossi con Farisa che fa ripartire Ghirardello, ancora Farisa. Intanto sentiamo che i tifosi giunti al palazzetto dello sport di Braganza si fanno sentire il loro incoraggiamento per i propri giocatori. Sì, sono venuti giù un gran numero di tifosi del gruppo Pochi ma Buoni e si stanno facendo sentire. Sì, infatti il palazzetto ti fa vedere un bel pienone, si può dire, non è proprio pieno ma una buona visione. Sì, ricordando che questa è l'unica sfida di questa sera di campionato, quanto molte sono impegnate per le coppe europee, e quindi di campionato è l'unica sfida di questa sera. Sì, infatti tutte quante il resto delle partite verrà recuperato il 22, mercoledì 22, quindi ora, e questa è proprio l'unica sfida, è tutta vicentina, anche con un derby, come dicevamo, sei sentito dalle due formazioni. E intanto c'è una ripartenza per il Braganza, mentre i direttori di gara, che sono Andrisani e Gian Gregorio, ancora il Braganza in avanti con tiro di Amato respinto dalla retroguardia biancorossa, ancora Amato,
Ghirardello era sul numero 58 Scuccato. Sì, ricordiamo Eddie che il Montebello questa sera è anche orfano di Tirso Gomez, in quanto ha avuto un lutto in famiglia, e va sicuramente un grande abbraccio da parte di tutti noi. Mi diceva anche il presidente del Montebello di ricordarlo in questa telecronaca. Tutta la formazione, direttivo, compagni sono vicini in questo momento a Tirso e alla sua compagna Carla per il lutto che è stato colpita. Montebello in difesa con il Breganze ad impostare la squadra, la partita. Sembra che il Breganze sia sceso in pista con l'intenzione proprio di comandare il gioco. Montebello però, che fino ad ora non si è fatto impensierire, rientra Paul Galbas, lascia al posto di Bertinato. Ghirardello indietro a Fraisa tenta la penetrazione sul lato sinistro della porta, difesa da Veludo. Ancora Farisa indietro a Ghirardello, tenta il tiro dall'angolo Ghirardello, pallina che termina alta, quindi si riparte con la sfera in possesso dei rossoneri breganzesi. Pallina che è terminata fuori dalle transenne di gioco ed è pronto a ripartire Amato. Esce intanto il numero 58 rossonero Andrea Scuccato, e entra il numero 9 Retis. Proprio Retis in possesso della sfera per questa nuova avanzata breganzese. Amato ancora al numero, ancora Amato riesce ad impostare in avanti su Retis, poi c'è il bel passaggio in mezzo all'area biancorossa non sfruttato però dall'attaccante rossonero Amato, quindi Galbas si impossessa della pallina e viene in avanti cercando appunto di superare una difesa del Breganze molto attenta fino ad ora. Coppia d'attacco appunto in questa partita formata da Peripolli e Galbas. Infatti ora c'era un'altra entrata di Farisa non andata a buon fine. Attenzione al tiro di Retis, ancora Retis in possesso della sfera, seguito da Peripolli. Sì, è ancora in possesso Breganze con il numero 9 Retis da dietro porta, esce, scambia con Texido che prova il tiro, devia e blocca tutto Farizza. Attenzione, 3 contro 2 per Montebello, qui Ghirardello non riesce a servire Paul Galbas e quindi pallina nuovamente in possesso di Breganze. Qui attenzione, Miccia sbaglia, recupera Peripolli che ora può andare avanti, ancora il capitano biancorosso Alberto Peripolli dietro porta. Peripolli per Paul Galbas. Paul Galbas prova il tiro di poco alleato, qui pallina nuovamente in possesso di Breganze con Eloy Michans per Samuel Amato, e qui sbaglia tutto Amato, recupera bene Paul Galbas che attenzione adesso a spazio. Galbas non riesce nel 2x2 con Retis che recupera pallina per i suoi. Retis qui c'è un fallo, primo fallo di squadra fischiato ai danni di Montebello, secondo fallo di squadra ai danni di Montebello. 2-0 la situazione dei falli di squadra. Ancora Breganze, pallina perfetta in mezzo di Texido per Samuel Amato con Nicoletti che riesce a fermare appunto il numero 2 Samuel Amato. Ancora Breganze avanti, ancora con Samuel Amato che prova il tiro, viene deviato da Alberto Peripolli e quindi non impensierisce più di tanto Nicoletti. Ancora Montebello con Ghirardello per Paul Galbas. Farizza, Paul Galbas, ancora il numero 6 Mattia Ghirardello. Ricordiamo Mattia Ghirardello, grande ex di serata.
nato e cresciuto appunto tra le file rossonere. Ancora Montebello, Farizza, Ghirardello. Mattia Ghirardello prova, qua Montebello che ora deve andare al tiro, stanno scadendo i 45 secondi e allora adesso 3 contro 2 per Braganza. Amato, bello il tiro qui di Amato, ma Nicolette riesce a dire di no. Si ripropone in avanti quindi i biancorossi con lo stesso Ghirardello ad impostare su Galbas. Difendono molto alti, mi sembra, Simone, vedere il Breganze, quindi ancora come al solito il Montebello fa un po' fatica ad entrare nelle maglie delle difese ospiti. Ora Galbas, tenta il tiro di Galbas, niente da fare, pallina che arriva a Amato. Sì, sta girando molto il Montebello, però quando è ora di forzare un po' il gioco e entrare fatica molto. Il Breganze comunque in difesa è ben solido. Rientra intanto il numero 58 Scuccato al posto del capitano Texidò. Peripoli viene fuori dal retro della porta, imposta per Ghirardello, tenta il tiro da lunga distanza, quella deviazione non riesce Galbas a impossessarsi della sfera che era vagante in mezzo all'area del Breganze. Poi c'è il tiro da lunga distanza, anzi il passaggio da lunga distanza di Maitians, Galbas, anzi era Farisa, ha colpito la parte superiore della traversa. Occasionissima questa per i biancorossi di casa. Sì, ha recuperato bene un passaggio sbagliato di Braganza, recuperato appunto da Paul Galbas, una superiorità numerica di 3 contro 2. Farizza ha tentato l'alza e schiaccia, ha sfiorato la traversa ed è andata fuori. Peccato, ma bella occasione questa per Montebello. Braganze in avanti ancora sempre con Mitians, poi indietro Amato. Ora Retis, fermato da Alberto Peripoli, il capitano biancorosso porta avanti la pallina, Alberto tenta il tiro, Alberto parato da Veludo. I tiri del Montebello ormai ogni azione è un tiro, però Veludo risponde sempre presente. Breganze fino adesso ha avuto qualche occasione mettendo le palline in mezzo e tentando nella deviazione di qualche dei due attaccanti, Amato e Texidora. C'è un fallo di squadra e anche un time out chiesto dal mister di casa De Gerone. Sì, qui pareva che in un primo momento fosse stato Galbas a causare il fallo, l'arbitro vicinissimo ha fatto segno di pallina, quindi pallina appunto in possesso del Montebello. Dopo circa 13 minuti di gioco, Simone, vediamo due formazioni molto attente che cercano di non sbilanciarsi troppo per non lasciare opportunità alla squadra avversaria. Sì, sicuramente a mio avviso finora ha avuto più occasioni il Breganze, che appunto, come abbiamo detto, un attacco che fa quasi paura, a differenza del Montebello, che sicuramente quello che manca quest'anno è appunto il gol. Però sicuramente può contare su un'ottima difesa, però appunto stiamo vedendo anche un Montebello che si gira molto, fa molta fatica ad entrare, però con Peripolli e appunto adesso Farizza le occasioni le ha create e quindi può sicuramente trovare il gol. Tutto è pronto per ripartire quando mancano 12 minuti e 10 secondi alla fine di questa prima frazione di gioco, con Galbas sulla sfera, indietro a Farisa che gira su Ghirardello. Intanto è nelle file biancorosse rientrato Bertinato al posto di Peripoli. Ghirardello, Farisa, ancora Ghirardello, non riesce a superare il capitano dei rossoneri. Intanto c'è il tiro dalla lunga distanza di Farisa, ancora parata di Veludo. Sì, bel tiro questo di Juan Farisa e di Veludo, ci è arrivato con la punta del pattino, quindi bella occasione questa per Montebello. Ancora Texido su retroporta, lascia ancora lui, indietro a Amato, tenta il tiro da lunga distanza da Amato, poi arriva Farisa a impossessarsi della pallina ed impostare
una controffensiva per i biancorossi di casa. Biancorossi appunto in avanti con Galbas, il capocannoniere biancorosso, un po' a Galbas, indietro a Farisa, ora in possesso della pallina. Galbas lascia a Farisa, tenta l'entrata, poi scarica su Galbas, tenta l'entrata, tiro, la pallina resta dondolante in mezzo all'area. Sì, molto insidioso questo tiro accompagnato di Paul Galbas. No, non sono arrivate alcune deviazioni da parte dei biancorossi, però bella anche questa occasione per Montebello. Mi sembra, Simone, che la formazione breganzese si spinga molto in avanti, però lascia la possibilità di ripartire ai biancorossi, dando possibilità quindi di contropiedi finora non sfruttati dai biancorossi, ma durante tutto l'arco della partita potrebbe essere questa un'arma vincente per il Montebello. Sì, abbiamo appunto visto alcune occasioni di 3 contro 2 di superiorità numerica per il Montebello, non sono state sfruttate bene, però come hai detto tu Eddie, il Braganza lascia spazi e appunto Montebello può sfruttarlo molto. Siamo arrivati intanto a 3 falli di squadra per i locali, mentre per la squadra ospite ancora a 0. Pronta la ripartenza con Amato, 9:54 al termine, pallina che viene mossa prima del fischio dell'arbitro, quindi viene riportata per i biancorossi. C'è il tiro in mezzo di Galbas, respinto ancora da Amato. Farisa ora in avanti, Farisa, Ghirardello, Farisa, scambio tra i due. Farisa ancora tenta l'entrata e poi scarica un passaggio in mezzo all'area, non è pronto Galbas nella deviazione, quindi Braganza che viene ancora in avanti con il numero 21 Texido, seguito da Galbas, non lascia spazio al tiro. Ancora ora Galbas in possesso della pallina, tenta l'entrata, poi ci ripensa, va all'impostazione ragionata lasciando indietro la pallina al compagno Ghirardello. Ghirardello ancora Galbas, tenta di entrare in velocità in mezzo, non ci è riuscita Galbas, tenta il tiro a Galbas, non riuscita la conclusione del capocannoniere biancorosso. Sì, bella anche questa occasione per Montebello con Paul Galbas. E qua c'è un fallo fischiato ai danni di Montebello, precisamente Bertinato, e quindi pallina nuovamente in possesso di Braganza. C'è stato anche un richiamo verbale a Bertinato per proteste. Sinceramente non avevo visto neanche io il fallo, comunque sì, non ho visto, l'arbitro era molto più vicino di noi. L'intenzione cattiva di Bertinato, comunque ovviamente l'arbitro è lì e avrà visto sicuramente meglio di noi. Ancora avanti Braganze, ora con il numero 58 Andrea Scucato, qui Farisa recupera bene palla e Montebello che può ripartire con Paul Galbas. Paul Galbas nuovamente a Juan Farisa per Carlo Bertinato, per il numero 6 Mattia Ghirardello. Farisa qui ha provato uno scambio per Ghirardello che aveva spazio, non ci arriva veramente per niente il numero 6, e che qui in girata trova preparato Veludo, quindi pallina ancora per Braganze che porta avanti con il numero 21 Texido per Andrea Scucato. Nel frattempo Eddie entra il giovanissimo Andrea Borgo ed esce il numero 2 Samuele Amato. Borgo dal vivaio braganzese, ricordiamo che è stato anche ha partecipato e ha vinto anche gli europei, ha partecipato agli europei con la nazionale italiana di categoria giovanili, sì, categorie giovanili.
Attenzione ora al contropiede del Braganza, 3 contro 2, attenzione, bello il passaggio in mezzo, benissima la parata di Nicoletti, ma ancora il Braganza in avanti con il numero 21 Texido. Sì, bellissima azione questa di Braganza che ha scambiato perfettamente in questo 3 contro 2. Parata ancora di Nicoletti. Ottima anche quella conclusione di Andrea Borgo, il nuovo entrato, che trova comunque una bellissima parata di Eddie Nicoletti. Mi sembra di vedere comunque, Simone, un Montebello molto più vivo, molto più vivace, molto più intraprendente rispetto alle ultime partite. Intanto c'era il tentativo di Mitians, non riuscito, ora sempre Borgo. Sì, Eddie, come dicevi tu, il Montebello è arrivato ad un punto che deve a qualunque costo far punti, quanto stiamo vedendo che in questa classifica che comunque rimane molto corta, e quindi anche basterebbe una vittoria e il Montebello può rifarsi sotto, però non può più sperare sui passi falsi delle altre squadre. Abbiamo visto un Correggio che è andato a vincere appunto a Braganza, risollevando la propria classifica, quindi quest'oggi Montebello è chiamato a una prova cruciale per la propria classifica, per il proprio proseguire di questo campionato. Sì, infatti il Correggio nell'arco di 2 o 3 partite dall'ultima posizione è risalita, ora è quart'ultima, quindi ha avuto l'opportunità di fare 2 buoni risultati e subito appunto la classifica per la squadra appunto è molto migliorata, e quindi dà più serenità alla compagine di Bertolucci. Ora c'è ancora il gioco fermo quando mancano 6:25 al termine della prima frazione, falli di squadra, 4 per i locali, 1 per la formazione ospite. È entrato intanto Eddie, il numero 14 per Montebello, Elia Canesso, ed è uscito Mattia Ghirardello, e rientra anche il capitano Alberto Peripolli al posto di Carlo Bertinato. Avanti ancora il Braganze, ora con il numero 14 Mitians, sempre appunto la formazione di Mister Mir ad impostare una nuova offensiva. Poi c'è il tiro dalla lunga distanza sempre di Mitians, che però viene fermato, e impossessarsi della pallina è la squadra di casa, ora con Farisa a Galbas. Ancora Farisa, ancora il capocannoniere biancorosso al tiro, parato ancora di Veludo, pallina che termina fuori dai transegni di gioco. Si ripresenta in avanti ancora la formazione biancorossa con Canesso, Peripoli ancora in avanti, lascia l'incombenza dell'azione a Farisa che non si fa pregare, poi questo scarica su Canesso, indietro a Galbas, Farisa, Galbas non riesce a superare il difensore braganzese, quindi scarica indietro a Canesso, il quale appoggia su Farisa che le ripresenta la sfera, poi ancora Farisa tenta il tiro, però non nelle migliori intenzioni. Avanti ora il Braganza, attenzione, opportunità, e c'è il gol di Borgo, mi sembra, il gol di Borgo. Sì, bellissima azione questa di Braganza, con un passaggio perfetto di Samuele Amato che trova il giovane Andrea Borgo, che al tu per tu con Eddie Nicoletti spiazza il portiere biancorosso. Sì, mi sembra che però Nicoletti non sia stato proprio all'altezza in questa situazione, come lo ha dimostrato tante altre volte. Questa volta però si è fatto superare da Borgo. Niente paura, il tempo ce n'è e c'è subito la risposta di Farisa in possesso della pallina, indietro a Galbas, Peripoli, ancora Peripoli dietro la porta,
tenta di entrare, non ci riesce, lascia a Canesso, indietro a Farisa, poi Galbas, lunga distanza, pallina alta, ritorna quindi in possesso della formazione vicentina del Breganze. Un risultato quindi che si è mosso, 1-0 per il Breganze, rete di Borgo. Andrea Borgo, appunto il giovane breganzese, partito dalle giovanili proprio di questa formazione, è riuscito a superare un po' con un tiro non proprio imparabile, diciamo così, l'estremo difensore Nicoletti. Sì, il giovane Borgo, come hai detto tu, è cresciuto appunto nelle giovanili di Breganze. Quest'anno quasi, diciamo, una scoperta per il nostro campionato, in quanto stiamo vedendo che Diego Mir gli sta dando molta fiducia e lui la sta sicuramente sfruttando al meglio, perché non è di certo una novità che riesce anche a far gol in un campionato di A1 nonostante appunto la giovane età. Ricordiamo appunto che non ha ancora 17 anni, per cui è un 2003, quindi ha molta possibilità e molte doti questo ragazzo. Dicevamo 4-12 al termine della prima frazione di gioco, pallina in possesso della formazione breganzese con il numero 14 Mitians insieme ad Amato, scambio tra i due. Ancora Mitians, indietro ad Amato. Borgo, l'autore del gol, pallina che rimane lì, si impronta a impossessarsene Canesso, indietro a Peripolli. Peripolli tenta l'entrata, Alberto è strattonato. Ma qua a mio avviso c'era il fallo qua. Perché ho visto uno strattonamento da parte di Mitchell ai danni di Peripolli. Comunque pallina ancora per Montebello. Canesso. E pallina fermata da Veludo. Veloce contropiede di Elia che non è riuscito a superare l'estremo difensore Veludo. L'ex vercellese è riuscito a metterci una pezza. Ora Amato, parata questa volta da Nicoletti, chiusa bene la porta. Farisa ora in avanti. Sì, Montebello che adesso sta sicuramente tentando qualcosa in più. A 3 minuti al termine della prima frazione vuole provare sicuramente a andare ai spogliatoi sul puntaggio, sul risultato in parità. Pallina che viene messa sull'angolo basso dell'area breganzese, si riparte con Peripolli ora in possesso della sfera. Peripolli tenta il passaggio indietro a Galbas, lascia l'incombenza dell'azione a Farisa che tenta l'entrata, ancora Farisa attaccato da Mitians, indietro a Canesso, tenta il tiro, poi ci ripensa. Galbas tenta l'entrata, tenta il tiro, ma c'è ancora Veludo che dice di no a questa entrata di Paul Galbas, e subito la ripartenza rossonera, subito fermata però da un contrasto con Peripolli, pallina poi che arriva a Farisa e che appunto porta in avanti la formazione biancorossa. Farisa indietro a Canesso che non si aspettava il passaggio, riesce come a impossarsi della pallina a impostare una nuova controffensiva con Peripolli. 2-0-1 al termine di questa frazione di gioco che ha visto appunto due squadre equivalersi, però la fortuna ha avuto che Borgo sia riuscito a superare Nicoletti. Ora è tentata una nuova azione, ancora questa volta la parata di Veludo, che dirla per il momento è molto più impegnato rispetto a Nicoletti. Sì, Galbas che come ben sappiamo è dotato di un cambio di ritmo molto impressionante a mio avviso, È già la terza occasione che riesce a lasciare sul posto i difensori breganzesi.
Dopo ovviamente tra i pali un grande Veludo che riesce a dire di no a Paul Galbas. Un minuto intanto al termine, Montebello che si sta provando in continuazione, ora con Juan Farizza che prova l'accompagnata ma viene fermato dal numero 21 Texido. Comunque, come dicevo prima, mi sembra di vedere un Montebello molto più vivo, molto più intraprendente rispetto all'ultima partita giocata in casa con il Follonica. E ora dopo c'è un fallo non visto dal direttore di gara su Galbas e un contropiede del Breganze fermato 36 secondi al termine di questa frazione di gioco con Galbas in possesso della sfera. Galbas indietro a Canesso per i polli. Sì, sicuramente è di un'altra squadra rispetto all'ultima sfida casalinga con Follonica. Bellissima questa entrata ancora di Paul Galbas che riesce a lasciare sul posto Texido. È già arrivato 3-4 volte a tu per tu con veramente il Veludo. cambio di ritmo che ha Paul Galbas, riesce veramente a saltare molti difensori. Pallina che termina alta, manca un secondo e termina qui la prima frazione di gioco. Risultato 1-0 per la squadra ospite del Breganze. La rete, ricordiamo, porta il nome di Andrea Borgo. 4-2 nella prima frazione di gioco i falli di squadra e noi ci risentiamo dopo la pausa.
Tutto è pronto per la ripresa del gioco. Ricordiamo il risultato al termine della prima frazione, 1-0 per la squadra ospite del Breganze, con la rete che porta il nome di Andrea Borgo. Montebello si ripresenta sulla pista con i soliti Farisa, Galbas, Peripolli e Bertinato. Farisa ancora impresso della palla, attaccato da Amato, scarica per il compagno e capitano Peripolli a Galbas seguito da Mitians, scarica su Farisa, tenta il tiro, poi ci ripensa, indietro a Bertinato ancora a Farisa, tenta il tiro e c'è ancora la parata di Veludo che ci sta dimostrando molto, molto reattivo e molto attento alle conclusioni che arrivano dalle sue parti. Breganze che viene in avanti ora con il numero 2 Amato, scarica su Borgo, poi indietro a Mitians, poi Scuccato indietro da Amato seguito da Bertinato, 16 secondi al termine del tempo necessario per andare al tiro e lo tenta ora, ma c'è Bertinato che riesce a impossessarsi la pallina e non subisce fallo per l'arbitro, sembrava ci fosse stata una spinta ai suoi danni. E qua cosa ha visto ora il direttore di gara? C'è stato uno fischio, non so se sia stato da parte di Andrisani o Gian Gregorio. Sì, non ho capito bene neanch'io cosa è stato questo fallo, Eddie. Comunque Farisa ancora in avanti, dietro la porta, tenta l'entrata, vedendo il taglio di Bertinato, Galbas, il suo tiro viene respinto da Mitians che tenta di lasciare la pallina a Rettis, però viene fermato Galbas, ancora Galbas, non riesce questa volta a superare Amato, quindi Breganze che si ripropone in avanti con Mitians fermato, contropiede per i biancorossi, 2 contro 1 e c'è la pallina che rimane lì davanti ad Amato, non pronto Galbas ad impossessarsene e quindi sbroglia la situazione lo stesso Amato impostando su Mitians, avanti ancora il Breganze sempre con Rettis. Vediamo intanto, Eddie, che nessuna delle due formazioni ha rimesso in campo i primi 5 titolari. Vediamo che Mir ha lasciato in panchina Texido e al suo posto il numero 9 Rettis, mentre per Montebello è rimasto in panca Mattia Grandello ed è partito Carlo Bertinato. Esattamente Simone, che entra proprio Bertinato che tira il palo colpito da Peripoli su una girata, ancora Peripoli in avanti, Peripoli non riesce a superare la difesa del Breganze, occasionissima ancora per il Montebello con il palo colpito dal capitano biancorosso Peripoli. Ora il Breganze in avanti, c'è il tentativo di Rettis non sfruttato nel miglior dei modi, anzi era Amato non sfruttato nel miglior dei modi, quindi offensiva breganzese vana e Montebello ancora in avanti con Galbas, Farisa. Grande questa occasione per Montebello, Eddie. Ancora Amato proprio insuperabile in questi momenti, Farisa. E c'era una stecca sulla mano di Farisa non vista dai direttori di gara. Vedo quasi più Montebello in questa ripresa, Eddie. Sì, abbiamo iniziato da solo 4 minuti, ha avuto già un paio di occasioni molto buone per tentare di riportarsi in parità. Ora viene in avanti con Bertinato, scusate, subito fermato però da Rettis che si ripropone in avanti servendo Mitians. Ancora il Breganze in avanti con Scuccato, poi Amato,
Rettis attaccato da Peripoli. C'è il tiro, c'è il secondo. Questo è il secondo gol, bruttissimo gol, questo gol di Nicoletti. Purtroppo per Montebello. Comunque sì, trova il gol Braganza, il 2-0 su un tiro che beffa l'estremo Nicoletti, L'autore che para in un primo momento, dopo la pallina purtroppo per Montebello entra in porta. L'autore del gol è stato scuccato, quindi 2 reti, diciamo così, su tiri non proprio eccezionali. Rettis, scusami, è stato Rettis. Rettis, esatto. Quindi tutto da rifare ora per Montebello, che si ritrova a 19 minuti al termine sotto per 2-0. Peccato, perché Montebello, a mio avviso, Eddie stava creando molto in questa ripresa. È un gol che ora può pesare molto per il resto della partita. È vero, manca ancora tantissimo, ma soprattutto un gol preso così non ci voleva per nulla per gli uomini di De Gerone. Purtroppo la pallina è rotonda e quindi anche il tiro più strano ti può beffare, come è successo all'estremo difensore biancorosso Nicoletti, che ora però ha parato molto bene questo tentativo braganzese. Peripoli in avanti per il Montebello, e c'è il gol! No, solo l'impressione del gol, pallina che tocca all'esterno della rete, ha dato l'impressione. Ci ha ingannato tutti, sembrava quasi gol questo di Peripoli, invece ha solo toccato la rete esterna. E c'è un fallo di squadra ai danni della formazione breganzese, che arriva a 3 falli contro i 4 del Montebello. Farisa, parata ancora di Amato, di Veludo, scusami. Di Veludo. Per fortuna ci sei tu ogni tanto, Simone, che mi correggi. Può succedere, i giocatori sono tanti, può succedere, Eddie. Intanto c'è un nuovo fallo di squadra per il Montebello, che arriva a 5. 18:34 al termine della partita, con il risultato sul 2-0 per la formazione di Mr. Mir. C'è il tiro da lunga distanza, questa volta ben difeso. Qua c'era il pattino, mi sembrava fosse un pattino. Si è ritrovato Montebello in una situazione di superiorità numerica, 2 contro 1. Qui Galbas ha provato il passaggio in mezzo per Peripoli. È vero, il giocatore breganzese ha colpito col pattino, molto probabilmente è stato involontario, quindi questo c'è il gol! C'è il gol, anche questo gol di Farisa. C'è il gol di Farisa, anche questo un tiro molto forte, però l'estremo difensore Amato l'aveva fermato, ma non è riuscito a far sì che la pallina non entri nella porta. Un gol che ci voleva tutto questo per Montebello, che ora aperta, quindi si rifà sotto la partita. Si rifà sotto e può trovare un po' di morale, anche perché il 2-0 aveva veramente fatto pensare che non ci sia stata una reazione per il Montebello. E invece ora con Juan Farizza, appunto, a 17:41 al termine si ritrova sul 2-1. Questo non era assolutamente fallo. Attenzione che qua De Gerone viene richiamato. E viene richiamato anche mister De Gerone. Sì, qua c'è stata una protesta un po' troppo accesa di mister De Gerone. Sì, non avevo visto, almeno io non avevo visto il fallo. Dopo naturalmente i direttori di gara devono decidere nell'arco di un istante, quindi sicuramente avranno visto qualcosa di diverso. Tanto ci sono molte proteste anche da parte della tifoseria locale. Sì, ora Montebello che si riaccende sicuramente, è di 2-1 che può riaprire le speranze per i biancorossi. Naturalmente adesso i falli di squadra sono 6 e sono tanti,
quando mancano 17 minuti. Sì, soprattutto perché la differenza quanto il Breganze è a 2 falli di falli squadra. Breganze che si propone ancora in avanti con il numero 21 Texido, però il direttore di gara ha visto un'infrazione, quindi pallina che ritorna sulle stecche biancorosse con Galbas, tenta il tiro Galbas, c'è la parata che non sa neanche lui, si è trovato lì la pallina, Veludo si è trovato la pallina senza saperlo. Bella anche questa occasione di per Montebello, un tiro sporcato di Paul Galbas, Ghirardello si ritrova la pallina davanti e ovviamente prova a buttarla in porta, qui Veludo se la ritrova lì e quindi pallina a 2. Pallina che è proprio al Ghirardello, Galbas dietro la porta, tenta di superarlo, Galbas, c'è la parata anche in questo caso di Veludo. Anche in questa occasione Eddie Galbas è riuscito a lasciare sul posto il difensore ed entrare in area. Altro fallo di squadra per i biancorossi che arrivano a 7, quindi attenzione perché al 10°, come sappiamo benissimo, c'è il tentativo di tiro libero, diciamo così, per la squadra del Breganze. Breganze che viene ancora in avanti con Amato, seguito da Bertinato. Bertinato scarica su Borgo seguito da Farisa, ora Texido fermato molto bene da Ghirardello. Sì, qui Texido provava il tiro, è stato beffato da Ghirardello che recupera bene palla per Montebello. 15:55 al termine, risultato 2-1, quindi partita ancora apertissima. Ancora Galbas portato ora in avanti, mi sembra, da Amato. Breganze in avanti, ancora tenta il tiro al volo Texido, pallina che termina alta e quindi possesso biancorosso sempre con Farisa. Intanto si prepara il cambio a Montebello, esce il numero 5 poi Galbas e rientra Capitan Peripolli. In avanti ancora il Montebello con Farisa, Peripoli indietro a Juan Farisa, Juan tenta l'entrata, non riesce a superare il difensore breganzese, quindi scarica indietro a Bertinato che tenta il tiro dalla lunga distanza, la pallina rimane lì ancora ed è pronto Amato a cacciarla all'esterno dell'area breganzese. Peripoli, ora Bertinato. Bello anche questo tiro di Bertinato che dalla lunga distanza, dalla metà campo è riuscito. Tenta la deviazione Bertinato sul passaggio di Peripoli, pallina ancora in bianco-rossa, deviato il tiro di Farisa. Adesso non vorrei che però il Montebello si fece prendere dalla frenesia di andare alla ricerca del gol e di continuare i tiri dalla lunga distanza, deve continuare a giocare come ha giocato finora con calma e tranquillità, senza affrettare le conclusioni. Farisa. Adesso un 3 contro 2 ancora per Montebello, qui si ferma Bertinato e quindi può ripartire con il Capitan Peripolli che gira con Juan Farisa. Farisa ancora il numero 20, autore della rete biancorossa, scarica indietro per Capitan Peripolli. Peripolli accompagna in mezzo, non trova le stecche biancorosse, quindi riparte subito Breganze, fermato da Farisa, ancora Farisa, Ghirardello, scusate, prova il tiro, qui ancora Veludo e quindi ancora pallina per Breganze con Michans per Amato, la pallina rimane lì e recupera Bertinato, ora riparte Montebello con Farisa, spazio, prova il tiro, fermato dal numero 6 Andrea Borgo, ancora Juan Farisa, scarica indietro per il numero 6 Ghirardello per Alberto Peripolli,
Farizza. Stiamo vedendo Eddie continui cambi di fronte, sicuramente anche per gli spettatori una gran bella partita questa sera. Esatto Simone, una partita molto veloce, infatti dicevamo all'inizio che Mr. Mir ha una formazione, un quintetto assai veloce, quindi una partita questa che certamente non è monotona, cambi, capovolgimenti di fronte continui e occasioni da rete continue da una parte e dall'altra. Questo è il fallo, addirittura c'è il blu, addirittura il blu. No, non lo so Eddie, questo sì, c'è stata la spinta da parte di Mattia Girardello, ma forse, ce ne vedono di tanti peggio. Forse il fallo di squadra era più corretto. Montebello che dunque ora dovrà subire una punizione di prima a 11:54 al termine, e ricordiamo, perché i falli di squadra per Montebello sono 8 a differenza dei soli 2 per Braganza. Eh sì, questa è una mazzata, diciamo così, per il momento speriamo appunto che per i colori biancorossi non avvenga il peggio, però appunto l'opportunità che ha la Braganza sicuramente è molto grande, un'opportunità non dico di chiudere la partita, ma di mettere un buon mattone sopra la partita. Sì, sicuramente un gol adesso è di portare il risultato sul 3-1. Per Montebello sarebbe una bella mazzata. Diciamo che in questi ultimi minuti la direzione di gara per la squadra di casa non è stata delle migliori, continue proteste sia dalla panchina biancorossa che anche dalla tifoseria locale. Si appresta ad andare alla conclusione, al tiro il numero 21, capitano Tessido. Tutto ci aspetta l'arrivo di Eddie Nicoletti per tentare almeno, anzi è quello che deve fare, di non far segnare Tessido. Naturalmente facile dirsi, tutto è pronto, parte quindi Tessido contro Nicoletti. 11:54 si parte con Tessido e la palla l'arbitro la vede dentro, vede dentro ed era dentro naturalmente. Quindi Tessido porta a 3 le marcature del Braganza, sfruttando al meglio questa opportunità. 3-1 dunque di ora, appunto, come ci aspettavamo, una mazzata per Montebello, che comunque bisogna dire che ha tutto il tempo per rifarsi sotto. Sì, tempo ce n'è. Naturalmente c'è anche un Veludo questa sera strepitoso. Sì, non solo questa sera, Veludo, sì, stiamo vedendo veramente forse uno dei migliori portieri di categoria. Quest'anno veramente un super portiere, quello braganzese. Braganza che viene ancora in avanti con Mitians. Ancora il Braganza in avanti. Ci sono proteste continue da parte dei giocatori e da parte della tifoseria locale per le ultime decisioni arbitrali, che naturalmente non hanno accontentato, non sono state per il parere dei tifosi appunto locali giuste, e quindi Montebello ora a 11 minuti alla fine sotto di 3 reti a 1 con 8 falli di squadra anche, quindi una situazione alquanto delicata per la squadra di casa. Sbaglia il passaggio Canesso, per fortuna del Montebello ci mette una pezza questa volta Nicoletti. Sì, qui fortunato Eddie Nicoletti nel tu per tu con Tessido, in quanto era riuscito a superare l'estremo fermato dal palo, quindi occasionissima anche ora per Braganza. E Montebello che ora riparte con Paul Galbas, che qui ha spazio, prova in mezzo, Peripolli non riesce a trovare l'impatto con la pallina, e quindi comunque riesce a riconquistare pallina. Ancora Peripolli,
Qui la pallina era alta, era sopra la rete. La pallina era sopra la rete. L'arbitro non fischia. E l'arbitro non fischia. Andrebbe fischiato a 2, ma qui l'arbitro non. La pallina era sopra la rete. No. Certamente in questo ultimo periodo una direzione arbitrale non proprio delle migliori. 3-1 il risultato, 10 minuti ancora di speranza per la formazione di mister De Gerone. Intanto c'è anche il time out chiesto da Diego Mir, con appunto la sua formazione che deve solo, come si può dire, difendere questo risultato che la manterrebbe in quinta posizione in classifica, al momento in compagnia del Valdagno che, come dicevamo all'inizio, questa sera non gioca dati gli impegni di Coppa e quindi appunto il Breganze ha la possibilità almeno per questo periodo di essere solo in quinta posizione, sempre che il risultato finale sia questo. 10 minuti, come dicevamo, al termine della frazione e della partita, con il Montebello in avanti con il numero 4 Bertinato, appoggia su Peripoli, tenta il passaggio su Galbas, non riuscito Galbas non riesce nel controllo della pallina, poi anche Peripoli si fa soffiare la sfera. Sì, qui Galbas si è ritrovato una pallina che l'avrebbe messo nel tu per tu con Veludo. Invece ha bisticciato un po' con la sfera, un po' da solo, e ha potuto recuperare dunque la difesa breganzese. Breganze che viene ancora in avanti, tenta col numero 21 Texido ancora in possesso della sfera, tenta l'entrata, ostacolato da Canesso, poi il tiro in mezzo cercando la deviazione non riuscita, e quindi Canesso riesce a impossessarsi della pallina e mandare avanti Bertinato. Appoggio su Peripoli e indietro a Galbas. Canesso, Peripoli, indietro a Bertinato, Galbas non riesce a superare e mettere in mezzo una pallina decente per il compagno di squadra Peripoli, con Texido a impostare una nuova offensiva breganzese. E intanto il tempo trascorre e pallina ora che viene impossessata da Bertinato, lascia Galbas fermato, Galbas ancora, cerca di ragionare un po', Bertinato, Galbas, scambio tra i due, ora Peripoli lascia l'incombenza dell'azione a Galbas, indietro ancora al capitano biancorosso. Peripoli tenta il tiro, poi ci ripensa Peripoli a tu per tu, non riesce a superare però l'ultimo baluardo della difesa breganzese, e ora c'è il fallo di Canesso e c'è il blu anche per Canesso. Proprio secondo blu dunque per il Montebello, questa volta ai danni di Elia Canesso, e quindi nuova opportunità per il Breganze di allungare nuovamente. Ricordiamo a 7:43 dal termine. Comincia a essere... Però gli arbitri sono esseri umani, quindi possono sbagliare, però questo frangente mi sembra che la direzione arbitrale sia un po' di parte, diciamo così. Naturalmente noi non possiamo farci niente, perché anche loro sbagliano, quando sbagliano i giocatori, però penso che sia sotto agli occhi di tutti, insomma, che queste ultime decisioni hanno penalizzato non poco la formazione biancorossa. Ancora Texido contro Nicoletti, questa volta colpisce il palo. E Montebello ora che deve per 2 minuti essere in inferiorità numerica, a 7 minuti dal termine, quindi minuti dal termine e con 8 falli di squadra, quindi ricordiamo questo solo per far capire quanto critica la gol di Texido. Rientra
ora è il quarto giocatore per il Montebello, quindi si ripropone la parità numerica almeno in pista. E dunque sì, a 6 minuti e 22 dal termine, Montebello sotto per 4 reti a 1. 4 reti a 1 e diciamo molto dura. Comincia a essere molto pesante il risultato, abbiamo visto che una difesa e soprattutto un Beludo che difficilmente si fanno superare. Le occasioni, bisogna dire, vero, ci sono state, purtroppo non sfruttate al meglio. E ora a 5 minuti e 56 è molto, molto dura per Montebello, che comunque stiamo vedendo in questo campionato e comunque nell'hockey in generale che la partita non è finita finché non arriva il triplice fischio. Ricordiamo che nel girone d'andata a questo punto il Montebello aveva un punto soltanto, poi hanno iniziato una serie di partite in cui girava tutto al meglio, diciamo così, i risultati se non proprio eclatanti ma sono arrivati con formazioni diciamo allo stesso livello dei biancorossi, quindi l'opportunità appunto di riuscire a raddrizzare una stagione che nelle prospettive biancorosse era questa, cioè di sofferenza ancora per una salvezza che è ancora possibile. Tentativo del numero 58 Scuccato, non ben riuscito, Farisa si impossessa della pallina, Peripolli tenta l'entrata, ostacolato da Texido, ancora Peripolli seguito ora da Amato. Peripolli ancora indietro a Farisa tenta l'entrata. Sì, ora sono saltati tutti gli schemi. Vediamo che i ragazzi di De Gerone cominciano a provare incursioni personali per provare ovviamente in quanto poco a riagganciare un pareggio che comunque a 4 minuti e 18 sarebbe olio colato. Era quello che dicevo pochi minuti fa, però a 8 minuti alla fine era quasi, non era concesso. Ora purtroppo sul risultato di 4-1 questo modo di giocare può essere anche valido, si getta l'anima oltre l'ostacolo per cercare di superare un Veludo fortissimo. Quasi insuperabile questa sera. E quindi ancora Montebello che prova a ripartire con Peripolli, che non riesce a superare Amato, e quindi pallina nuovamente tra le file rossonere con il numero 2 Samuel Amato, che scambia con il numero 14 Michans. Ancora Amato per il numero 58 Andrea Scuccato. Ora vediamo la marcatura di Montebello a pressing a tutto campo. Sono passati 5 secondi per poter passare la metà campo, quindi pallina che rientra nella stecca dei biancorossi quando mancano 3:21 al termine. Il risultato fermo sul 4-1. Ricordiamo i marcatori per il Breganze: doppietta di Texido, gol di Borgo e Retis, mentre per i biancorossi la rete della bandiera porta il nome di Galbas, di Farisa, scusami. Di Farisa. E qua c'è il gol. C'è il gol di Peripolli. Gol di Alberto Peripolli, quindi che a 3 minuti riporta sotto i suoi, quindi accorcia le distanze. 4-2. Questo dimostra, come stavo dicendo, che il Montebello ci crede ancora. Purtroppo il tempo stringe, quindi le possibilità si restringono. 3 minuti di tutto cuore questo per Montebello. Ricordiamo 2 minuti e mezzo dalla conclusione. È un'ennesima partita questa ben giocata dai biancorossi, ma che non ha fruttato come tante altre, dicevo appunto, quanto di più si meritava. Sì, purtroppo stiamo vedendo che il Montebello, ricordiamo, neopromossa e appunto primo anno di A1,
comunque ha una compagine che riesce a dare da filo da torcere a tutte le squadre. Abbiamo visto anche settimana scorsa a Lodi che i ragazzi biancorossi sono riusciti quasi a beffare la capolista Lodi, solo al termine è arrivata la vittoria appunto dei ragazzi di Resende, e comunque fino ad ora tutti i risultati di un gol di scarto. Si perde sempre con pochi gol di scarto, i biancorossi Purtroppo purtroppo. Montebello finora ha trovato solo 2 vittorie con Reggio e Trissino, il derby casalingo con Trissino. Il resto tutti i punti sono arrivati con pareggi, e purtroppo una classifica che piange, a questo punto piange e pesa un po' troppo, Eddie. Ricordiamo, mancano dopo di questa 9 giornate al termine. 1,33 al termine, ormai diciamo che le speranze sono ridotte proprio al lumicino. Al limite. Comunque dobbiamo dare atto ai biancorossi di aver disputato, come dicevi prima Simone, l'ennesima buona partita. Diciamo che forse l'unica partita che ha peccato un po' il Montebello è stata quella penultima qua in casa con il Follonica. Per il resto abbiamo sempre avuto buone prestazioni, e quindi speriamo anche nel futuro che la sorte dia una mano a questi ragazzi che durante la settimana veramente si impegnano per riuscire a portare a casa quel risultato che tutti si attendono, e che non è ancora così detta l'ultima parola. Ricordiamo che le ultime 4 formazioni quest'anno faranno i playoff, quindi sì, play-out, scusa. Sì, scusa, i play-out. Questa sera proprio non indovino una, grazie Simone. Sì, come dicevi Eddie, quest'anno rientra appunto rientrano i play-out, qui vedranno le ultime 4 squadre del campionato fare un torneo all'italiana, partendo con i punti dimezzati, con i punti conquistati appunto nella regular season, che verranno dimezzati. Per Montebello difficile pensare quest'oggi che non farà parte dei play-out, e comunque le partite per Montebello ce ne sono ancora tante, quelle per far punti. Sicuramente ad oggi da molto, cioè fa male vedere una classifica così piangente per Montebello. 14 secondi al termine. Adesso i tifosi biancorossi si lamentano perché negli ultimi minuti, negli ultimi secondi gli arbitri cominciano a dare falli a favore del Montebello quando non servono più. Comunque niente da fare, non si supera la difesa neanche questa volta. Risultato ormai acquisito a favore del Breganze, una partita, Simone, che è stata molto molto equilibrata, e solamente gli episodi, diciamo così, hanno incanalato il risultato su una strada non proprio ideale per i biancorossi, molto molto favorevole per i cugini breganzesi. Sì, senza dubbio bisogna comunque fare i complimenti ai ragazzi di Diego Mir, che dopo appunto due partite a secco, ricordiamo con Sandrego che ha portato a casa solo un punto, e la sconfitta casalinga con Correggio, è riuscita a ritrovare la vittoria, i 3 punti qui in questa trasferta di Montebello. Dunque risultato appunto 4-2 finale. Ora la classifica vede il Braganze andare a 30 punti e quindi conquistare il terzo posto. Ovviamente mancano ancora le altre sfide, e invece per Montebello la situazione rimane molto molto critica, 11 punti e ultimo posto a pari punti con Sandrigo. E mentre i giocatori si scambiano i complimenti e gli auguri, noi vi diamo l'arrivederci alla prossima partita, e appena possibile andremo anche con le interviste. Un saluto e un arrivederci da Eddie Pellizzaro e Simone Carraro, una buona serata a tutti.
Pronto? Allora, eccoci qua con Amato, il vice capocannoniere della Serie 1. Una partita, questo è un derby in cui due formazioni che si sono ben equilibrate fra di loro. Naturalmente la vostra esperienza, diciamo così, ha avuto la meglio. Sì, è stata una partita durissima. Loro qui in casa sono molto duri e molto tosti anche in difesa. Attaccano bene, noi veniamo da una sconfitta col Correggio e si doveva di nuovo ingranare piano piano. Non abbiamo fatto una partita perfetta, ma però ci serve a noi i punti, ci serve per la classifica e ci serve anche per il morale, per ingranare un'altra volta il nostro gioco. Come sai, certamente questa sera non ci sono state le altre partite di Serie 1, quindi tu per le coppe. Adesso voi siete terzi per il momento, alle spalle appunto del Forte dei Marmi. La vostra opportunità qual è? La vostra voglia qual è? Il campionato ancora è lungo, è un campionato molto strano questo, perché ogni partita non puoi dare un risultato certo, perché non si sa mai chi vince o chi perde. Il nostro obiettivo è arrivare in più alto in classifica possibile. Per ora ci stiamo riuscendo, speriamo di continuare a fare lo stesso bene. Magari con i tuoi gol. Magari con i gol, anche con i miei gol. Magari, se Dio vuole, sì. Ti ringrazio, ciao e arrivederci. Eccoci qua dunque questa sera con il capitano biancorosso Andrea Peripoli, una sconfitta questa che forse si poteva anche evitare. Devo dire comunque che anche questa sera una formazione, una squadra biancorossa ben disposta, ben giocata. Sì, questa sera non abbiamo giocato male, eravamo anche senza Tirso Gomez che è dovuto tornare in Spagna e era anche infortunato. Abbiamo dato tutto quanto e abbiamo sempre un po' di sfortuna dalla nostra parte, un po' gli arbitri che secondo me hanno arbitrato un po' in un senso unico, e nonostante tutto siamo sempre lì che tentiamo sempre di fare punti ma non ce la facciamo. Le prestazioni sono molto buone, a parte l'ultima, dicevo prima in telecronaca, la partita col Follonica. Per il resto abbiamo sempre avuto buone partite da parte vostra, purtroppo manca sempre il punticino. Sì, perdiamo sempre di un gol, massimo due, però alla fine perdiamo e perdere tanti a pochi o perdere di un gol, alla fine i punti sono quelli. Comunque non è detto l'ultima parola per la salvezza, visto appunto quest'anno i play-out, come si svolgeranno, la possibilità per portare a casa quello che all'inizio della stagione era negli obiettivi della società ci sono tutte. Sì, noi puntiamo anche a non dare i play-out, perché alla fine la classifica è corta e se vanno bene 2 o 3 partite cambia tutto quanto. Però comunque alla fine abbiamo questo secondo campionato che comunque vada, cercheremo di salvarci sicuramente. Ti ringrazio Alberto, ciao e alla prossima. E con questo è tutto, a risentirci alla prossima trasmissione.